È una delle figure più care alla devozione cristiana ed in particolare siciliana. Lei, Lucia, è vissuta a Siracusa e morì martire sotto la persecuzione di Diocleziano intorno al 304. Per difendere la sua fede e la sua purezza patì sofferenze durissime e atroci torture. Santa Lucia, patrona della città di Siracusa, è anche la protettrice dei ciechi, degli oculisti, degli elettricisti contro le malattie degli occhi e le carestie. E in merito alle carestie a lei è attribuito il miracolo del grano. Da qui la tradizione della cuccia composta da grano, frumento e legumi, caratteristico e tipico piatto di Santa Lucia insieme all'arancina in Sicilia. Un proverbio popolare recita: Santa Lucia, il giorno più corto che ci sia. In realtà questo accadeva un tempo, quando la santa era venerata proprio in corrispondenza del solstizio d'inverno, il giorno con il minor numero di ore di luce che segna l'inizio dell'inverno astronomico. Un tempo era celebrato proprio il 13 dicembre, adesso è passato dal 13 al 20-21. Ma la leggenda di Santa Lucia rimane legata alla luce, ovvero a quell'elemento che più manca nel solstizio d'inverno e nei giorni immediatamente precedenti. Il nome Lucia, dal latino lux, indica appunto luce. La celebrazione in onore della giovane martire cristiana assume così il valore di auspicio della luce che tornerà con la prossima primavera, e per sancire la vittoria della luce sulle tenebre in molti paesi nordici viene festeggiata con grandi falò, sfilate con fiaccole e cerimonie piene di candele accese. In Svezia e in Norvegia questa giornata è particolarmente cara ai più piccoli perché segna l'inizio del Natale.